Buonasera a tutte e a tutti, vi ringrazio per la partecipazione, è davvero un piacere avervi qui presenti questa sera. Un saluto e un ringraziamento anche all'amministrazione comunale che ci ha gentilmente ospitato qui in sala consigliare e per l'impegno costante che dedica a iniziative che arricchiscono e valorizzano sempre il nostro territorio. Ringrazio l'ICREIF, International Committee Romeo e Juliet in Friuli, per aver collaborato attivamente a questa iniziativa che si chiama Storia e Memoria nelle lettere d'amore, ideato e organizzato dalla Pro Spilimbergo. Avremo come accompagnamento musicale l'artista Beatrice Tagliapietra, che subito ringrazio, e questa sera parleremo di amore, parleremo di letteratura e della nascita ed evoluzione di una lingua, la nostra, che è così poetica, enfatica, musicale ed espressiva, la lingua italiana appunto. Tutto ciò lo vediamo nella corrispondenza d'amore, dove la mano scrivente è una mano pensante, che con cura letteraria ha permesso di scoprire e riscoprire la lingua con i suoi dialetti e i modi di dire. Recupereremo una tradizione letteraria che lega la nostra terra, il nostro territorio, a uno dei più celebri componimenti drammaturgici della storia, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, un tema che potremmo riprendere successivamente in un'altra occasione. Lancio questa proposta. Ora voglio lasciare la parola al presidente della Pro Spilimbergo, Sergio De Clara. Grazie. Grazie Maurizia, grazie a tutti voi di aver partecipato, di essere venuti a questa conferenza, a questa serata di divulgazione. È una serata di apertura della manifestazione d'erbe di natura e benessere. Noi in sede abbiamo lasciato il programma, la manifestazione che sarà il 3-4 di maggio con un'apertura il 2. E per chi non la conosce vi invito non solo a guardare il programma ma a venire, perché veramente è una manifestazione molto importante. Oltre ai ringraziamenti che ha fatto Nunzia, e ovviamente mi associo e li rinforzo, perché il rapporto con l'amministrazione comunale è molto stretto e importante per il supporto che dà alla Proloco, e devo ringraziare qui, non sarà l'unica volta, il comitato organizzatore. La Proloco è il contenitore all'interno del quale c'è un comitato di esperti che organizza la manifestazione. In particolare c'è la nostra amica Gianna Russo, che è qua, con altre 3 persone, e sono la locomotiva della manifestazione. Io li ringrazio tutti voi della presenza e lascio la parola a Nunzia. Ora invito l'assessora alla cultura e all'istruzione Esther Filipuzzi a prendere la parola. Grazie. Grazie Nunzia. No, parlo senza microfono, abituata da... Allora, io assieme alla mia collega Marina Pellis, che è seduta fra il pubblico, portiamo il saluto naturalmente del sindaco, che era impossibilitato ad essere presente, ma che è vicino a questa manifestazione, e di tutta l'amministrazione, di tutta la giunta. Devo dire che questo evento che parla d'amore, comunque il suo filone portante è l'amore, la memoria delle lettere d'amore, più o meno diciamo che molti di quelli che sono dei presenti sicuramente almeno un biglietto d'amore lo hanno scritto. I giovani probabilmente con il tablet o con lo smartphone forse hanno perso questa magia e non sanno cosa significhi, proprio come diceva giustamente la dottoressa Minerva, cosa significhi dal cervello, dal cuore, dall'anima dar vita ad una lettera, a un biglietto d'amore. Biglietti che ritengo, anche se magari ammuffiti in qualche soffitta
o nascosti in qualche cantina hanno un valore inestimabile. E pertanto ben volentieri stasera ascolteremo quindi sia la presentazione che proseguirà di Nunzia, ma sentiremo anche il dottor Ugo Fantone, che invece parlerà dell'importanza degli epistolari dall'antichità ad oggi, quindi già dall'antichità, ma del resto chi meglio di noi, parlando sempre della lingua dove si suona, chi meglio di noi, amor che al cor gentil vatto s'apprende, non ce l'ha sempre lì in qualche diario, in qualche agenda, in qualche... È talmente dentro di noi Dante con i grandi della letteratura che hanno reso bella questa lingua dolce, armonica, poetica, armoniosa, che penso proprio che le lettere d'amore in italiano siano in assoluto le più belle che si possano trovare. E naturalmente un benvenuto anche al dottor Gregorio Grasselli, che invece ci parlerà del carteggio amoroso Bembo Savognani, e quindi anche lì scopriremo qualcosa di nuovo. Complimenti alla pista, quindi alla nostra musicista, e buon proseguimento a voi. Sono certa che torneremo a casa tutti rasserenati. Penso che questa ora o quanto durerà sarà, come dire, una carezza per l'anima, perciò grazie. Grazie.
professor Ugo Falcone, a cui do il benvenuto. Falcone è attualmente docente di letteratura italiana e di storia all'Istituto Statale Superiore Bonaldo Stringer di Udine, è dottore di ricerca in scienze bibliografiche, archivistiche e documentarie, ha insegnato archivistica e storia degli archivi nelle università di Udine e nell'Università di Sassari, socio ordinario di sodalizi come l'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti, Società per lo Studio di Storia delle Istituzioni e Società Italiana di Storia Militare. È autore di una sessantina di pubblicazioni ed è oggi qui presente in veste di presidente ICRAIF e presidente dell'Associazione degli Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia. Questa sera professor Falcone ci parlerà dell'importanza che gli epistolari ricoprono nella letteratura italiana, in quanto rappresentano una fonte e una testimonianza di rilievo nell'evoluzione linguistica e dunque sono e devono essere considerati artefatti meritevoli di tutela. Lascio dunque la parola al professor Falcone e lo ringrazio. Grazie, buonasera a tutti. Entro subito nel merito ringraziando il Presidente De Clara e lo staff della Prospilimbergo e l'amministrazione comunale. Prima per le scale mi sono intrattenuto 10 minuti parlando col sindaco che ovviamente, come è stato detto, non poteva soffermarsi, ma che è estremamente interessato a questa nostra collaborazione, anche perché io dopo qualche anno torno qui, dopo che mi trovavo nel comitato scientifico del CRAF, avendo già collaborato, quindi fa sempre un piacere ritornare in una città dove anche avevo lasciato un caro amico, il borghesano padre, che poi è venuto a mancare qualche anno fa, quindi tornare a Spilimbergo fa sempre molto molto piacere, una città ricca di cultura e di archivi e di biblioteche, perché quando De Clara mi ha contattato ovviamente ho detto beh insomma qua avete documenti pergamenacei, avete fondolinzi, avete archivi comunali molto molto importanti, oltre agli archivi fotografici che abbiamo fatto salvare in questi anni al CRAF. E pertanto entro subito nel merito di che cosa? Del nostro comitato internazionale. Di qui sarà poi oggetto magari più avanti su una conferenza specifica su Giulietta Romeo Friulani, ma Lucina Savoniani e Luigi D'Apporto sono i veri protagonisti di questa storia d'amore e quindi da oltre 30 anni, grazie al dottor Comelli, al professore inglese Cecil Clough e ad alcuni soci che sono anche qui presenti con noi, portiamo avanti che cosa? La storia vera, cercando di valorizzare Luigi D'Apporto, questo militare letterato che ha scritto a suo tempo, attorno al 1517, un manoscritto intitolato, una novella intitolata La Giulietta, appunto proprio dal suo primo curatore ufficiale Pietro Bengo, ma qui mi fermo. E pertanto loro non si sono scambiati lettere d'amore, ma questo è stato un po' il collante di come è nata questa serata, e quindi mi sembrava doveroso un attimino prima di entrare nel merito ricordarlo, anche perché poi questa serata mi è stato detto di sensibilizzare tutti quanti voi, soprattutto i cittadini di Spilimbergo, ma anche di altre località, a raccogliere, se non ricordo male, a raccogliere, non in donazione perpetua ovviamente, ecco, ma a raccogliere lettere delle vostre famiglie per cercare di organizzare questa memoria collettiva, perché in realtà questa sera io non mi addentrerò nei 20 minuti che mi restano in un percorso filologico o troppo intellettualoide. In realtà mi interessa che voi recepiate l'importanza della memoria collettiva, conservata certamente negli archivi pubblici, ma soprattutto in quelle documentazioni di natura prevalentemente familiari, quelle che un tempo si dicevano archivi domestici. Ognuno di noi, anche inconsapevolmente, possiede degli archivi domestici, dalla bolletta, che in questo periodo sappiamo che qua in famiglia che ne arrivano a gogo, alle cartelle dell'Agenzia delle Entrate, fino alle lettere d'amore, magari al vostro marito, dal
nostra moglie, adesso ne leggeremo alcuni estratti importanti. E quindi che cosa si corre di rischio? Ne ha accennato prima la dottoressa Nunzia e anche l'assessore. Di fronte a una società massificata dalla informatizzazione si rischia che noi, come vedremo adesso, abbiamo lacerti, frammenti di lettere dall'antichità e quindi testimonianza collettiva che ci arriva da secoli e secoli di storia. E noi rischiamo, per la fungibilità, per la fugacità dei nostri strumenti elettronici, sapete bene cosa accade quando ci sono gli attacchi hacker, no? Di perdere completamente anche quelle missive scritte per mail. Perché ormai, anche se non rinnovi e non salvi le memorie del nostro smartphone, dove ci sono tante lettere, si rischia di perdere questa memoria. E quindi noi siamo a questo paradosso, ma lo riprenderemo sul finale. Parlavo dell'antichità. Proprio in questo periodo è uscita su una rivista difficilmente reperibile, comunque dico come si chiama, Veritas Arcana, mi è stata segnalata dall'Università Tor Vergata di Roma, dove proprio mi hanno segnalato che è stato pubblicato un frammento di papiro risalente al III secolo d.C. di un legionario romano, che si chiamava Aurelio Polion. Lui era di stanza nella legione seconda Adiutrix in Pannonia, che racchiude attualmente la parte occidentale dell'Ungheria, ecco, e scrive a chi? Ai suoi familiari a Roma. Certamente non è una lettera d'amore dal punto di vista della propria amata, ma i propri amati sono la propria famiglia, con la quale lui evidentemente, come il ricercatore che l'ha scoperta, aveva litigato prima della partenza militare. E quindi che cosa si riflette? Si riflette che questa lettera, come tante altre, non si sono ritrovate a Roma o nella Pannonia dove lui l'aveva scritta, ma in Egitto. Ecco, e questo mi fa capire come anche nell'antichità la circolazione delle missive, come le intendiamo oggi noi, c'era. I messaggi giravano, sono cambiati i mezzi tecnologici sui quali noi scriviamo. E quindi si scriveva sul papiro, si scrivevano addirittura prima del papiro sulle tavolette, sulle pietre a caratteri cuneiformi, come possiamo vedere in tanti musei inglesi o a Torino. E poi dopo il papiro i romani hanno inventato le tavolette cerate, le tavolette lignee, fino ad arrivare poi a scoprire nel Medioevo la pergamena e fino poi alla carta. E quindi che cosa succede? Che noi abbiamo anche questi frammenti dove escono fuori i propri sentimenti, no? Questo legionario con la sua famiglia, ecco, stava cercando di ottenere che cosa? Un permesso per tornare a casa, e lo dice, ma ancora è trattenuto dalla propria... questo Polion, ecco, si lamenta di non aver mai ricevuto alle precedenti lettere su papiro. Lui scrive in greco, ecco, tenete presente che nel secondo secolo d.C. le lingue usate non sono soltanto il latino, ma ancora anche il greco, anche perché la provenienza poi dei legionari romani era variegata, visto il vasto impero e il vasto territorio che avevano. Ecco. E vi leggo testualmente, ecco, cosa dice? Prego gli dei, notte e giorno, che siate in buona salute, e prima di tutto faccio voti a tutti gli dei a vostro nome. Non smetterò di scrivervi, ma non preoccupatevi per me. Ecco, un breve estratto, perché il tempo è poco. E questo passaggio di questo frammento papirale di papiro è estremamente importante, perché oltre ai sentimenti familiari che lui esprime, avete visto che dice prego gli dei e faccio voti. Ecco, attenzione, che proprio anche nell'antichità un altro
elemento fondamentale sono gli ex voto, che non sono paragonabili alle lettere, ma gli ex voto di cui il Friuli era pieno nell'antichità oggi sono stati purtroppo nei nostri santuari del nostro Friuli saccheggiati, smembrati, immessi sul mercato antiquariale oppure semplicemente distrutti. Ecco, uno degli ultimi fu quello di Castelmonte, che ne aveva tantissimi per secoli e andarono poi purtroppo persi. E qui si fa riferimento proprio a un ex voto che lui fa proprio per tornare sano e salvo in Italia all'epoca a noi. Ecco, se ne potrebbero fare tanti di esempi tratti dai secoli successivi. Ecco, io vado un po' veloce saltando molti secoli, andiamo al Medioevo dove ovviamente con i mezzi dei supporti sui quali si scrive consentono di scrivere ancora più facilmente, come appunto la pergamena e poi la carta, consentono di scrivere soprattutto in ambito imprenditoriale. Pensiamo ai mercanti. Ecco, io lasciamo stare le scritture, quelle pubbliche. Anche i magistrati del periodo romano scrivevano tanto, ma noi quelle non ci interessano, perché ci interessa la sfera, quella privata, quella personale. E allora chi sono nel Medioevo coloro che lasciano traccia di più? Sono i mercanti italiani, come il mercante Dattini di Prato, dove viene conservato ancora oggi il suo numeroso archivio, che è una delle fonti più importanti per la storia dell'arte e della mercanzia in Europa. No? Chi vuole studiare le fonti del Medioevo di ambito mercantile deve andare a Prato presso l'archivio Dattini. Ecco, questo per dirvi come la sfera privata, che sia di famiglie nobiliari o di famiglie mercantili, è estremamente importante, soprattutto dal 300 in poi, quindi dal secolo XIV in poi. Ecco. E qui le testimonianze sono veramente numerose, soprattutto per chi vuole addentrarsi in questi percorsi. Ecco, i nostri archivi di Stato presenti in ogni capoluogo di provincia solitamente hanno conservato spesso carteggi proprio di origine medievale, di natura privata. È più facile a volte trovare, come nel mezzogiorno d'Italia, carte di ambito privato più antiche di quelle di ambito pubblico, perché le carte di ambito pubblico sono sempre state predate, distrutte, smembrate, no? La damnatio memoriae, di romana memoria, scusate il gioco di parole, spesso si andavano a ricercare proprio le carte pubbliche per distruggere, per non lasciare memoria anche di imperatori, di re, di sacerdoti, eccetera, eccetera. Questo si vedrà purtroppo anche qui nel Friuli, e passa molto avanti, durante la prima e seconda guerra mondiale. Innumerevoli archivi storici e biblioteche qui nell'anno di occupazione austro-ungarica e germanica sono andate distrutte. Sapete per cosa? Cercavano le amministrazioni, le sedi, i palazzi municipali per trovarvi che cosa, secondo voi? Le carte, ma non per portarsele via. Certamente c'erano magari qualche ufficiale che aveva fatto studi di belle arti in Italia e cercava i pezzi rari di incunaboli, eccetera, eccetera, ma cercava una carta per riscattarsi. L'invasione austro-ungarica e germanica viene ricordata per queste due cose, perché i soldati avevano fame, come i poveri friulani che erano rimasti qui, che non erano potuti andare via, e perché bruciavano spesso le carte, i libri, le carte degli archivi e i libri delle biblioteche. Ecco. Cosa diversa nella seconda guerra mondiale, di cui adesso velocemente leggerò alcuni passi. La seconda guerra mondiale invece noi non perdoniamo nessuno, perché fanno gara tutti, prima i fascisti, poi i nazisti, poi i partigiani, poi i fascisti della Repubblica Sociale Italiana, poi i titini comunisti, fanno gara per far sparire documenti, perché tutto ciò che si poteva trovare su di loro e sulle loro
precedenti esperienze politiche poteva compromettere. E quindi non dico nulla di nuovo, ma lo aggravo ancora di più, perché man mano che andiamo avanti scopriamo sempre di più cose inenarrabili, dove sono state fatte scomparire ciate distrutte, documentazione pubblica e anche privata, pubblica, dove c'erano testimonianze che non bisognava leggere. Tra l'altro approfitto perché la nostra associazione collaborerà venerdì 9 maggio per presentare un libro, per esempio sulla strage di via, sull'attentato di via Rasella e su tutti i retroscena che c'erano tra spionaggio e controspionaggio, che sono venuti a galla solo negli ultimi 15 anni, per fortuna ritrovando documenti che erano stati nascosti. Quindi la storia d'Italia, anche quella più recente, più dolorosa, è quella che poi darà vita alla reazione nazista delle forze albertine. Ecco, abbiamo scoperto spionaggio, controspionaggio, comunisti che invece erano fascisti, fascisti che invece erano comunisti, per far fuori chi? Il Comitato di Liberazione Nazionale, quello non comunista. Ecco. E quindi tutto ciò che ci hanno raccontato in questi anni lo presenteremo in anteprima con documenti inediti che il giornalista Alessandro Maurizio ha scoperto in 15 anni di ricerca. Ecco, proprio dal periodo della Seconda Guerra Mondiale vi leggo, c'è un motivo per cui mi sono collegato a questo, un bigliettino inviato alla moglie da parte di chi? Da parte dell'ufficiale dell'aeronautica italiana Sabato Martelli Castaldi. Chi è costui? Chi era costui? Scrive un biglietto clandestino alla propria moglie il 4 marzo del 1944. Velocemente, l'ufficiale dell'aeronautica italiana era già a 36 anni, è già generale, diventa capo gabinetto del Ministero dell'Aeronautica. Ecco. Ma un rapporto per Mussolini in cui Martelli Castaldi denuncia l'inefficienza dell'aeronautica militare piuttosto il collocamento nella riserva. Egli allora ha soltanto 38 anni, dopo l'8 settembre del 1943, mette la sua esperienza a disposizione della resistenza romana, quella non comunista, ecco, e esegue rilievi di zone e installazioni militari tedesche, prepara un campo d'atterraggio di fortuna, eccetera, eccetera. Ecco, poi lui vuole alcune informazioni e si reca nella famigerata via Tasso, ecco, per ottenere il rilascio del titolare di un polverificio che era sotto il suo comando. E in realtà viene trattenuto perché informative nazifasciste scoprono che lui effettivamente sta tramando qualche cosa con Celentano. Questo per contestualizzare, questa che è una vera e propria lettera, però clandestina, perché ci sono anche le lettere clandestine. Lui viene chiuso, torturato, eccetera, eccetera. Ecco, proprio un estratto. I giorni passano e oggi, 47esimo giorno, credevo proprio che fosse quello buono. E invece ancora non ci siamo. Scrive la moglie, Per conto mio non ci faccio caso e sono molto tranquillo e sereno. Tengo su gli umori di 35 ospiti di sole 4 camere con barzellette, pernacchioni e buon umore. Penso la sera in cui mi dettero 24 nerbate sotto la pianta dei piedi, nonché varie scudisciate in partimoglie e cazzotti di vario genere. Io non ho dato loro la soddisfazione di un lamento. Solo alla 24esima nerbata risposi con pernacchione che fece restare i 3 manigoldi con 3 autentici fessi, come 3 autentici fessi. Quel pennacchione della 24esima frustata fu un poema. Via Tasso ne tremò e al fustigatore cadde di mano il nervo. Che risate! Mi costò tuttavia una scarica ritardata di cazzotti. Quella che più pesa qui è la mancanza di aria. Io mangio molto poco, altrimenti farei male a perderci la lucidità di mente e di spirito, che invece qui occorre avere in ogni istante. Appunto, questa è una lettera clandestina fatta uscire fuori da un soldato fascista ed è capitato alla moglie di nascosto. Questo per farvi vedere come l'amore con la maiuscola nei confronti della moglie fa scherzare. Lui sa che era condannato a morte e andrà a finire nelle fosse ardeatine, no? Ecco,
ma ancora l'umore quasi ironico di scrivere amore. Ecco, queste sono sensazioni, oltre a quelle che adesso sto per leggere, che ci fanno capire che queste angolature noi non le troviamo negli archivi ufficiali, quelli della pubblica amministrazione, non li troviamo, e quindi è sempre più importante conservare anche per voi questa documentazione, chi ce l'ha la tenga veramente conservata. Dopo l'8 settembre del 43 sappiamo bene cosa succede lì a Roma, poco e ancora molte cose sono da capire cosa succede a Istra, Fiume e Dalmazia, ma qui siamo in un territorio dove ovviamente la tragedia delle foibe è molto sentita, anche in linea d'aria, qualche chilometro di qua c'è stata, l'ho preso di recente anche una foiba. Vabbè, è una famiglia, la famiglia Tromba, ecco, di Francesco Tromba, un signore quasi oltre novantenne, tuttora vivente, che vive a Portogruaro, ma sono originari dell'Istria. E l'anno scorso mi regalò, 2 anni fa scusate, mi regalò questo libretto sulle sue memorie familiari, ecco, dove il papà fu infoibato e rischiava di fare la stessa fine la mamma. La mamma anche qui, tempo dopo, scrive al figlio, che ormai era chiuso in un orfanatrofio di padri a Venezia, di frati a Venezia, gli scrive nell'idioma istro-veneto. E sentite cosa dice, che lei era stata arrestata e rischiava di essere infoibata appunto dai quelli che loro chiamano i drusi. Ecco, erano praticamente partigiani dell'esercito del Nono Corpus d'Armata sloveno comandati da maresciallo Tito. E che lo leggo velocemente, ecco, e scusate le inflessioni. Piccio mio, che la notte, 12 giugno del 1945, quindi la guerra è ufficialmente finita, ma molti italiani verranno ammazzati appunto anche alla fine del termine ufficiale delle guerre. Piccio mio, quella notte gli erano legati per 2, mi ero legata come il figlio de Ferro che me tagliava i polsi, con il povero podestà de Rovigno che le era già tanto malato. Gli era tante ore che camminavano e pioveva che Dio la mandava, e il povero uomo ogni tanto cascava non che la faceva più, né cascava e ne assassinava con lui. Mi che dicevo, dai suo podestà, se fassa forza, se fassa coraggio, me fa mal anche a me. Più tardi esse morto destenti. Loro i drusi ogni tanti chilometri si scambiava con altri. Noi erimo sempre noi che camminavamo, anzi strassinavamo le gambe. Finalmente ne aveva fatto fermare. Non so dove che ieri. Mi ha messo in una specie di grotta dei sui muri la galera dei grandi ganzi per impiccare la carne dei manzi morti. Ho capito che era con una cella frigorifera dove il macellaio metteva la carne in fresco. Ero cialata dalla disperazione, piangevo del continuo, gocciappare il fasoletto di testa, del gomiso su un ganzo, decisa a impiccarmi e farla finita. In quel momento mi si apparsa davanti mia mamma, tua mamma Antonia, Piccio. Lei era davanti a me in carne e ossa, l'ho vista con i miei occhi, l'ho vista con me adesso, te vedo ti e la nega detto, Maria, cosa che ti fa? Non ti pensi ai fiori che ti dà a casa? Da quel momento mi sono come svegliata da un brutto sogno ed io mi dà la forza di andare avanti pensando a voi. Ovviamente sono lettere di amore sempre con la maiuscola, non certo di un padre verso una figlia, ma di una madre verso un figlio ancora molto piccolo, ma che è in grado di leggere una lettera che viene mandata a questo convento di frati dove il bambino ancora cresce senza la madre. Ecco, quante di queste lettere, Presidente, possiamo trovare anche da queste parti? Perché sappiamo che tanti
esuli, cristiani, fiumani, dalmati si sono fermati qua, altri sono andati poi in quel famoso treno della vergogna a Bologna, dove poi gli esuli furono presi a fischiate, il latte che era per voi dalla sezione locale del Partito Comunista fu buttato per terra perché venivano visti come traditori a Bologna alla stazione ferroviaria. Ecco, quante di queste lettere possono testimoniare quello che hanno sofferto le nostre genti, no? E quanti comunisti italiani veri che credevano in buona fede a quelle idee marxiste sono stati informati dagli stessi comunisti sloveni che hanno scritto le loro ultime lettere. Ne abbiamo tantissimi. Ecco, vedete, cambiano i secoli, ma non cambiano i sentimenti. Ecco, e l'ultima lettera che vi posso leggere è in questo caso di un padre famoso a una figlia meno famosa. Ma prima voglio ricordarvi, per chi invece ama le lettere vere, che hanno un'altra angolatura di ambito cristiano cattolico, io consiglio di leggere le lettere trecentesche di Santa Caterina da Siena. Ecco, ci sono tante edizioni, quelle che io consiglio è un'edizione ancora difficile da trovare, però quella delle edizioni Cantagalli di Siena, ecco, e sono veramente struggenti, lo consiglio. Io me lo porto sempre quando parlo di queste cose perché sono lettere ovviamente d'amore verso Dio, ma anche verso nobili. La Caterina da Siena, che è la nostra patrona d'Italia, insieme a San Francesco d'Assisi, tra lui e lei hanno scritto delle più belle lettere d'amore verso i loro cittadini coetanei, verso i grandi della storia. Le hanno scritte e sono state conservate, ecco. E però si possono trovare anche in queste edizioni. Io ne ho una rara, ma ce ne sono altre che si trovano in tutte le librerie a prezzi un po' più abbordabili. Ecco. Vi leggo in ultimo un frammento che risale alla nota di Natale del 1965. Mi guardo la più giovane di qua dentro, questa bella ragazza musicista. La lettera di Natale di Charlie Chaplin a sua figlia Geraldine, 1965. Lui la scrive la notte di Natale, proprio un piccolo frammento, abbiate pazienza. Sono tuo padre, Geraldine. Sono Charlie Chaplin. Sai quante notti, quando eri piccolo, ho vegliato accanto al tuo cuscino, raccontando di fiabe che inventavo sul momento? Ti narravo di principesse e draghi, ma non ti ho mai raccontato la più vera di tutte, la mia. La storia di un buffone affamato che tra le strade grigie e fredde di Londra danzava e cantava per poche monete, sognando di essere qualcosa di più. So cosa significa la fame, il freddo, la vergogna. So cosa vuol dire raccogliere insieme alle monetine anche l'umiliazione. Ma sono sopravvissuto e oggi di tutto questo importa poco. Quello che conta, Geraldine, è che porti sempre con orgoglio quel cognome Chaplin. Con esso ho fatto ridere il mondo, scusate l'emozione, per più di 40 anni, ma sappi che io nella mia vita ho pianto molto di più di quanto il pubblico abbia riso. Ecco, scusate l'emozione, ma sono parole recenti, mi è stata segnalata da un'amica. Capite l'importanza di salvare, Presidente, queste lettere, no? Charlie Chaplin, che ha fatto ridere per 40 anni, lo scopriamo come non mai, no? Ecco, ha deriso i grandi del mondo, vi ricordate, no? Il film dove sbeffeggia certi personaggi teutonici. Ecco, e qui queste cose possiamo leggere solo nelle lettere d'amore. Ecco, adesso poi il dottor Casselli magari entrerà nel merito di lettere per gli amanti, ecco, ma io ho voluto dare questa lettura del legionario romano, no? Che scrive alla famiglia a Charlie Chaplin, no? Passando per personaggi che invece non conosce nessuno. Ecco, allora, se voi avete a casa lettere
dei vostri bisnonni, cartoline, anche voi sappiate che tutta la documentazione che passa dai 40 anni in poi è di interesse particolare e particolarmente importante. La normativa italiana ha tolto i limiti, quelli che un tempo erano di notevole interesse storico, dei 40 anni. Pertanto anche lettere scritte magari 10, 20 anni, 30 anni fa sono importantissime. Perché? Perché l'ho detto prima, la tecnologia rischia di non lasciare traccia della nostra memoria collettiva attuale e quindi noi saremo in grado di leggere lettere dei legionari romani, di Charlie Chaplin, dei condannati a morte, degli infoibati, ma non sapremo leggere ciò che resta delle nostre attuali famiglie. Vi ringrazio. storie di vite umane. Introduco ora il dottor Gregorio Grasselli, ingegnere di formazione, che dal 2016 si dedica allo studio delle vicende di Giulietta e Romeo Friulani, ovvero Lucina Savognana e Luigi da Porto, combinando l'analisi di fonti storiche con ricerche originali. Nel 2019 ha riscoperto e pubblicato poesie dedicate a Giulia Savognani, ricostruito episodi poco noti locali come la battaglia di Manzano e la vita di Francesco Savognani, ha inoltre portato alla luce nuovi elementi su Maria Savognani. Attualmente è segretario ICRAIF e questa sera ci porterà come esempio di alta raffinatezza letteraria il famoso carteggio amoroso intrattenuto dai due amanti, la nobildonna Maria Savognani e il celebre letterato Pietro Bembo. Passo ora la parola al dottor Grasselli e grazie. Grazie. Allora, mi alzo in piedi se non mi dispiace. Iniziamo ricordando chi era Pietro Bembo per capire da dove parte tutto l'interesse verso queste lettere. Allora, siamo all'inizio del Cinquecento, la stampa è stata inventata ormai da mezzo secolo e circolano una quantità di libri che prima era impensabile.
E ormai è evidente che scrivere in volgare non è più un vezzo invece del latino, è perfettamente normale. E allora ci si chiede, no, un momento, calma, in quale volgare dobbiamo scrivere? Quello di Venezia, quello di Napoli? Quale volgare dobbiamo usare per farci capire in tutta Italia? E c'era chi diceva, beh, il volgare più prestigioso è il fiorentino moderno. Oppure chi diceva, no, dobbiamo fare come in Francia e in Spagna, si usa la parlata della corte del re, che in Italia ce ne sono 5 o 6, vabbè. E poi c'era chi diceva, no ragazzi, siamo nel Rinascimento, abbiamo Leonardo, Raffaello, Michelangelo, calma, qui ci vuole un volgare bello, è chiaro? E qual è il volgare più bello che abbiamo? Quello di Petrarca per la poesia e di Boccaccio per la prosa. Dante? No, Dante no. Dante è bravissimo, però lui alterna registri altissimi e registri bassissimi. Avete presente nell'Inferno, scrive le dita merdose, del curfa trombetta? No. Boccaccio e Petrarca sono perfetti. E l'idea piaceva tantissimo, solo che c'era un problema pratico. Era una lingua di 200 anni prima. Se uno vuole scrivere come 200 anni prima, provate voi a immaginare da domani dovete scrivere come Manzoni nei Promessi Sposi. Come si fa? Sarete un dubbio. E allora salta fuori Pietro Bembo nel 25, esattamente 500 anni fa, 1525, con le prose della volgarlingua. Che cos'è? È una grammatica. Lui ha passato 20 anni di lavoro a tirare giù da Petrarca e da Boccaccio tutte le regole per scrivere come loro. Che cos'è una grammatica? È un manuale per scrivere. E questo ha un successo pazzesco. È la prima grammatica d'italiano, non proprio la prima, perché c'era un friulano che ha fatto una grammatica 9 anni prima, Giovanni Fortunio, però questa di Bembo è quella veramente completa. È un successo così grande che Ariosto, che ha già finito l'Orlando Furioso, chi se ne frega, lo riscrive tutto. Sapete quanto è grosso l'Orlando Furioso? Lo riscrive seguendo le regole della grammatica di Bembo. E così il volgare di Petrarca e Boccaccio diventa di tutti e diventa l'italiano. E perché all'estero dicono che l'italiano è una lingua bella? Perché è stata definita secondo criteri estetici. Quale lingua può vantarsi di una cosa simile? Ascoltare, e poteva succedere solo nel Rinascimento, ascoltare l'italiano è come entrare in San Pietro. E quindi bravo Bembo, linguista, ma era anche poeta, campione del petrarchismo, era anche storico, e poi quando era vecchio l'hanno fatto cardinale anche, no? Eccolo qua. E quando era vecchio ha cominciato a preoccuparsi delle sue lettere. Perché i libri di lettere andavano a ruba, perché la gente scriveva lettere e voleva esempi per scriverle bene, belle, piacevoli, corrette. Allora tutti aspettavano solo le lettere di quel gigante di Bembo per leggerle, per imparare. E lui ha detto, un momento, io ho le mie lettere d'amore, le sistemo un po', tolgo le cose imbarazzanti, tolgo ogni riferimento che possa far capire a chi le ho scritte. Per esempio c'erano 12 lettere indirizzate a una certa FF, che poi nel Settecento, abbiamo capito, era Lucrezia Borgia. E queste erano lettere di amore platonico. E poi, prima ancora della Borgia, 77 lettere a una donna a Venezia, passionali, mamma mia, lì Bembo aveva perso la testa. E lui cancella tutte le cose imbarazzanti, ogni riferimento, e a 77 anni muore tranquillo. Meno tranquilli quelli che si sono ritrovati queste lettere d'amore. Le pubblichiamo? Sì, ma è un cardinale. Lettere d'amore di un cardinale? No, sì, le pubblichiamo, ci facciamo un po' di soldi. Va bene, però non ci mettiamo i nostri nomi. Non facciamo capire che le abbiamo pubblicate noi. E così le lettere d'amore di Bembo diventano di dominio pubblico. E cosa scopre la gente? Gli studiosi specialmente. C'è una lettera, eccola qua, a un certo punto dice Bembo a quella donna di Venezia: ho dato principio ad alcune notazioni della lingua, come io vi dissi di voler fare, quando mi diceste che io nelle vostre lettere le facessi. Perché non aspettate che io le vostre lettere offenda con segno alcuno.
salvo che io non le offendessi baciandole. Ecco, caspita, lei gli aveva chiesto indicazioni su come scrivere correttamente e lui ha cominciato a scrivere la grammatica dopo la richiesta di lei. Da qui è nata, da questa scintilla è nata la grammatica che ha fatto vincere l'italiano bello. Figuratevi, per secoli hanno cercato di capire chi era questa donna. Ma Bembo era stato bravissimo, ha cancellato tutto. Hanno detto, qui c'è un indizio. Lui dice che è sempre contento quando scrive l'iniziale del nome di lei, che è una lettera con pari gambi. Una lettera con pari gambi, cosa può essere? Una M, una H, una A. Era un'impresa disperata a capire chi fosse questa donna. Finché a inizio Novecento, 100 anni fa, è successo qualcosa di incredibile. Alla Biblioteca Ambrosiana di Milano c'era un mucchio di carte da buttare al macero e il bibliotecario dell'Ambrosiana, che si chiamava Luigi Grammatica, veramente, c'era un pacchetto di foglie legati da un filo, scrittura femminile. Cioè, una è indirizzata al magnifico Pietro Bembo, guarda meglio, no, ma queste sono le lettere della donna di Venezia Bembo, ma com'è possibile? Praticamente si sapeva che il figlio di Bembo aveva venduto tutta la biblioteca, no? Dopo la morte del padre. Quindi uno, Bembo queste lettere le aveva tenute tutta la vita, senza mai distruggerle. Due, qualcuno le aveva possedute per secoli. E tre, quando erano arrivate all'Ambrosiana non erano state catalogate perché sempre per pudore verso il cardinale. E quindi adesso il bibliotecario Grammatica, che era un ecclesiastico, anche lui si chiedeva cosa faccio, il pubblico o no? Queste lettere d'amore mandate al cardinale. Certo che sì, perché lui era un ecclesiastico ma anche un grandissimo letterato, Luigi Grammatica. E solo che dovevano passare ancora 30 anni prima di pubblicare le lettere. Perché? Perché va bene pubblicarle, ma bisogna mettere anche un po' di contesto, bisogna spiegare qualcosa. Chi era questa donna? Allora, Grammatica sfoglia le lettere e non trova nessuna firma. Erano lettere, bigliettini a volte, proprio scritti di fretta, e anche le persone nominate nelle lettere erano indicate solo con l'iniziale. Cioè, capito? Erano lettere segrete, se cadevano nelle mani di qualcuno non compromettevano nessuno. Però ecco, Grammatica trova una lettera ufficiale, quella indirizzata al magnifico Pietro Bembo, e lei si firma M. Savorniana. M. Savorniana. Allora, i Savorniani erano una famiglia friulana molto potente. Grammatica scrive al nostro bibliotecario a Udine e trovano in una cronaca un riferimento a un certo punto a una certa Maria Savorniana. Ecco, Maria Savorniana. Purtroppo la cronaca non dice altro e Grammatica altro non trova perché muore, le lettere rimangono in un cassetto con i suoi appunti, perché lui aveva litigato con quelli della Ambrosiana, si era licenziato e aveva portato via le lettere. E finché il suo curatore testamentario non le trova, e gli passa un altro benvista, Carlo Dionisotti, che capisce subito che deve pubblicarle subito, anche con poche informazioni, ormai è il 1950, le pubblica. E immaginate la sorpresa nel mondo dei letterati. Cioè, già le prime due lettere di Maria, le prime due lettere, non erano due semplici lettere, erano due sonetti in stile petrarchesco. Due sonetti. Qui Maria esprimeva tutto il suo amore, la sua passione per Bembo, ma usando questa forma gli stava anche dicendo: guarda che voglio che noi due ci amiamo sotto il segno della poesia. E pensate a Bembo, quando l'ha ricevuto, una donna mi ha scritto questi sonetti in stile petrarchesco, andò fuori di testa, si innamorò subito come un pazzo. E poi dalla terza lettera in poi si passava invece alla prosa. Come ci contiamo? Dove ci vediamo? Eccetera. E non era un buonissimo italiano, no? C'era del Veneto in mezzo, erano anche scritte molto in fretta, no? Maria infatti una volta scrive: no, questa lettera l'ho cominciata, poi non l'avevo nascosta, l'ho tirata fuori e scrivevo nascosta, l'ho tirata fuori e scrivevo nascosta, e così via. Però
pur scrivendo in questo modo pazzesco, Maria d'istinto, puro istinto, buttava dentro, i letterati si trovavano, degli endecasillabi perfetti, tipo andrendi pari all'amorosa faccia, quello mi giova, quel stesso mi offende, io so più vostra che di me non sono, vivace amori negli affanni cresce, vostra son viva o vostra sarà morta, endecasillabi, così buttati in mezzo alla prosa. E guardate il quarto, vivace amore negli affanni cresce, è una citazione di Petrarca che scrive vivace amor che negli affanni cresce. Allora, nella frase di Maria il che era di troppo, quindi eliminandolo rimanevano 10 sillabe. Come tornare a 11 a farlo suonare bene? Come fareste voi? Semplice, si aggiunge la E, vivace amore negli affanni cresce, sono 11 sillabe, però il verso è piatto, vivace amore negli affanni cresce. Lei invece, di licenza, ha scritto i negli, sapendo che negli deriva da in più gli, quindi si può. E così suona di nuovo bene, vivace amor negli affanni cresce. Ecco. E infatti ha scritto Pietro Pancrazzi, un letterato, le lettere sue, anche meglio che leggerle, direi che si ascoltano. E lei tratta Bembo da maestro, ma come ho detto, Bembo stesso viene a chiederle dei consigli, dice che cosa ne pensi di questa canzone? E lei gli dà i suoi pareri, ma acuti, tipo, gli dice, tu hai scritto questa frase, Petrarca la scrive così, però quella di Petrarca è più bella perché, eccetera, eccetera. Vi mostro una sua pagina, una sua lettera di Maria. Guardate, non so se la vedete, che lavora a decifrare la scrittura del Cinquecento. Vedete anche la filigrana, le lettere adesso si trovano online sul sito della Biblioteca Apostolica Vaticana. Volevo leggerla, ma taglio e vado avanti. I letterati, come vi ho detto, erano entusiasti. E infatti poi sono usciti numerosi articoli di analisi critica su queste lettere, sull'influenza che Maria ha avuto su Bembo. Pochissimi invece sono stati quelli che hanno indagato su chi era lei. Infatti per lungo tempo si è creduto tranquillamente che lei fosse nata savognana, che fosse savognana nel cognome Danubile. Ma infatti una cosa che si capisce, perché se devi scrivere un articolo sulle lettere ce le hai stampate e via. Se invece devi scoprire chi è una persona del Cinquecento, devi andare negli archivi, sfogliare centinaia di documenti, è tutto un altro lavoro. Comunque, grazie a pochi volenterosi, tra cui il sottoscritto, piano piano si sono scoperti dei fatti su di lei, su Maria, utili perché questo poi ha stimolato altri articoli che facevano tesoro di quei fatti scoperti. Ecco, lei era nata a Crema, nella famiglia Griffoni. Suo padre era un condottiero straordinario, era figlio di un mugnaio, è diventato cavaliere, e quando lui è morto, Matteo, sua moglie Leonarda di Carpegna era un bel pipino anche lei. Ha gestito lei la compagnia militare di suo marito, finché Venezia ha scoperto che coi soldi lei ci stava pagando tipo 36 servitori in casa, e allora indignata Venezia le ha tolto la compagnia. Poi è scoppiata la guerra con Milano e Leonarda, sempre di sua iniziativa, ha messo a capo di un castello l'uomo sbagliato, uno che si è arreso immediatamente. Hanno perso il castello e lei è stata rimproverata così duramente che è morta di crepapore, proprio così raccontano. E il fratello di Maria aveva 15 anni, è rimasto orfano, gli hanno dato il comando di 300 uomini, tanto era il prestigio di suo padre. E Maria bisognava trovarle marito. E allora la sposarono a Giacomo Savognano di Udine. Un ottimo partito, i Savognani erano una famiglia molto potente, in Friuli, però c'era un problema. Erano 4 fratelli e il più grande era Tristano, che era molto votato all'azzardo, non il gioco d'azzardo. Proprio lui si buttava, una volta a Tristano ha proposto di avvelenare il re di Francia. E poi faceva investimenti sconsiderati, tanto che gli altri 3 fratelli hanno detto no, calma, abbiamo dei beni comuni, dividiamoli così ognuno per sé e ognuno difende la sua proprietà.
però lui poi Tristano li convinceva a investire, perdevano tutti i soldi e insomma la situazione economica era molto grave e qui si preparava il disastro anche per Maria. Perché intanto Maria e Giacomo ebbero 4 figli di 11 anni e poi Giacomo dovette partire per la guerra perché i nobili erano la spina dorsale degli eserciti e morì a Pisa. E Maria era fregata perché adesso ognuno per sé, lei non sapeva un cavolo di come gestire i beni di Giacomo. Lei era un genio con Petrarca, ma quanto alla gestione economica? Andò addirittura dal Doge a chiedere un aiuto finanziario a Venezia, riuscì a farlo commuovere, ma niente aiuti, e dopo un anno di stress, un anno in cui perfino passati i turchi in Friuli, il 1499, finalmente uno dei cognati, Girolamo, accettò, dai, ti gestisco io i tuoi beni, e Maria si prese una vacanza a Venezia e lì conobbe Bembo. Si accorse subito che lui era un genio. Forse non c'era nessuna persona meglio di lei che poteva valutare questa cosa. Lei viveva in questa casa qua, vicino alla chiesa di San Trovaso. Questa casa era la base per Tristano, per i suoi affari a Venezia. E Bembo abitava un po' più sul lungo il canale. Bembo era anche un amico di vecchia data di Girolamo, quello che stava aiutando Maria. E insomma, lei osservò Bembo, gli parlò e si innamorò. Ecco com'era lui da giovane. Però si innamorò. La questione era spinosa, perché lei poteva risposarsi, sì, rinunciando ai figli, però se non si risposava, allora doveva restare casta. Era una clausola che era onnipresente nei testamenti degli uomini. Devi vivere casta alla vedovanza se vuoi godere dei beni, eccetera. E quindi era una questione di reputazione della famiglia, no? Quindi Maria avrebbe dovuto evitare scandali. E anche Bembo, lui era un patrizio veneziano, guai se si fosse scoperto che aveva sedotto una vedova. Però questo non l'ha fermata. Bastava dirglielo di nascosto. Avevano dei complici, no? Lei aveva la sua fantesca Donata, lui aveva il fratello Carlo, il segretario Cola, c'era il gondoliere Marco, il ragazzino Francesco. Insomma, lei gli fa sapere che lui gli piace. Gli manda 2 sonetti che avete visto prima e per un mese si osservano da lontano, piccoli contatti, e poi a metà luglio, neanche a farlo apposta, durante un temporale estivo in cui scendono secchiate di acqua, documentato, e fulmini squarciano il cielo, documentato, loro si incontrano, si parlano e si baciano. E poi si dicono, come ci parliamo? Ci scriviamo. E allora parte una mitragliata di bigliettini da batticuore. Ecco, questo subito dopo ho scritto: sappiate che giorni e notte altro che di voi non penso, e in tal pensieri ardendo io mi consumo. Pur che io senti parlare di voi, o mi sia concesso per qualche onesto modo nominarvi, quello mi giova e quel stesso mi offende. Mi offende nel senso mi fa male. Ecco, e questo è solo il primo bigliettino. E in quel poco che vi ho letto ha già richiamato Petrarca un paio di volte e ha usato 3 endecasillabi. No? Anche meglio che leggere si ascolta. Allora, tutti questi bigliettini li porta il ragazzino Francesco, avanti, indietro, lungo il canale. Bisogna stare attenti perché in casa di Maria ci sta un ficcanaso. Uno che lavora per Tristano, di nome Bernardino. Lui sospetta sempre. Questo Bernardino, quando lui è in casa, Maria non può scrivere, per quello nasconde la lettera. E Bernardino è una di quelle persone che vivono per trovare difetti nella gente. E per fortuna non è molto sveglio, perché infatti sospetta che Maria se la intenda con un altro, uno che non c'entra nulla. E quindi Bembo, con la perfetta faccia da bronzo, può venire a fare visita ogni tanto. Però sì, queste visite ufficiali non bastano, bisogna incontrarsi privatamente. Allora Maria escogita un piano. Scrive a Bembo: allora, tu ti travesti per bene,
e vieni una sera nella corte qui sotto, parli alla vicina e le fai credere che sei innamorato di Donata, la mia fantesca. Così una sera tu vieni, le chiedi alla vicina, convinci Donata a farmi entrare, entri e Donata ti porta da me. Ok. Com'è andata? Bembo l'ha fatto. Ci ha provato. E la vicina l'ha riconosciuto e l'ha accusato di voler attentare alla virtù di Donata. E il giorno dopo Maria gli ha scritto, oh, e qua scopriamo un altro lato di Maria, il sarcasmo. Gli scrive, ma che bravo, ti sei fatto riconoscere, ma proprio bene, eh? Era così faticoso a coprirsi un po' di più. Bembo non era un Casanova sappiamo, era capace di fare queste cose. Bembo era un topo di biblioteca, un poeta, oggi lo diremmo un nerd. E alcuni lo descrivono proprio a tavola, lui seduto perso nei suoi pensieri, assorto. Questo era il ragazzo Bembo di 30 anni. Un'altra scena degna di Goldoni. Allora Maria si attrezza per far venire Bembo in camera sua. Ma ecco che un giorno Bernardino rientra in casa e chi trova? Quello di cui sospettava, quello che non c'entra nulla. E Maria scrive che Bernardino fa finta di nulla, ma cambia colore in faccia. E poi dopo che quell'altro è andato via, Bernardino, senza farsi vedere, comincia a frugare dappertutto. E senza che Maria se ne accorga, va in camera di lei e guarda sotto il letto di Maria. E lì trova una scala di corda sotto il letto di Maria. Ma fa finta di niente e lo rimette dentro, non si è accorto che Donata l'ha visto. E poi, facendo finta di niente, Bernardino va giù al piano terra, si mette alla finestra sotto e aspetta di cogliere in fallo quello che salirà su. Maria è preoccupata per la sua reputazione, però questa cosa proprio la diverte. Infatti finisce questa lettera in cui racconta la cosa dicendo a Bembo, fai a questa carta 1000 carezze e baciala, perché è bella. E poi a un certo punto trovano modo di incontrarsi. In un'altra casa affittata da Tristano di Savognan, sulla Giudecca, Bembo deve farsi portare in barca, tutto coperto, lo mettono in una stanza e li deve aspettare Maria. E finalmente possono parlarsi e lì Bembo dice qualcosa che non va. Forse non sapremo mai che cos'era, probabilmente una specie di decisione che ha preso, e Maria si confida. E nelle lettere successive lei, incredibile, è passiva-aggressiva. Cioè dice proprio, fai come vuoi, per me è uguale. Sì, se sei contento tu, sono contenta anch'io. E va avanti così per 5 lettere, con questo tono. Bello poi che alcuni commentatori queste frasi qua l'hanno interpretate come sì, qui Maria è remissiva verso il ruolo che la società impone all'uomo di prendere decisioni. No, remissiva è un cavolo. Un giorno il ragazzino Francesco viene morso da un cane, non può più portare le lettere, e Bembo aspetta 3 giorni, aspetta 5 giorni, 9 giorni, poi a un certo punto trova un altro canale per mandare una lettera, e lei risponde: ringrazio Dio sia lodato che ti ha dato tanto cervello da pensare di controllare se ero ancora viva. Un giorno lei regala a Bembo un suo ritratto, a quanto pare dipinto da Bellini. E lei, Bembo le scrive: grazie, che bello questo tuo ritratto, lo guardo, lo riguardo, lo miro, lo rimiro. E com'è? È tanto più gentile dell'originale. L'ultima su questo aspetto della relazione. Lei gli scrive: ma non sai che voglio che tu possa dirmi tutto quello che pensi? Io non posso dirti tutto quello che voglio, che mi manchi nelle mani e 1000 altre cose. Che bello, no? Mi manchi nelle mani. Peccato che a quel tempo mi manchi nelle mani voleva dire mi fai tanto arrabbiare che vorrei picchiarti. Quindi significa, non ti dico anche che voglio picchiarti a volte? E tuttavia, sì, noi abbiamo riso, ma è un amore struggente. Nella stessa lettera, qui, poi scrive: se avessi carta scriverei fino a domani, ma ti dico questo, che ti amo e ti amerò anche se tu non volessi, e voglio che tu ami me. Oppure,
stai felice se mi ami, perché ti amo perfettamente. Ce ne sono così. E poi a fine settembre è arrivata la mazzata. Vi ricordate, Savognano erano tutte in difficoltà economiche per colpa di Tristano. Adesso a Udine è morto il loro zio, quello che garantiva per tutti i loro debiti. E i creditori cominciano a chiedere indietro i soldi. E Tristano arriva a Venezia e dice a Maria: oh pa, i soldi sono finiti, tra poco bisogna lasciare le case. E Maria cosa fa? Non torna a Udine, dove la controllerebbero ancora di più. No, se ne va a Ferrara, dove un amico di Bembo si offre di trovarle ospitalità. E cosa va a fare a Ferrara? Ha un piano. Forse anche questo, chissà se scopriremo mai che piano era. Lei lo chiama la mia nuova e cara impresa. Va a Ferrara e ha così tanto successo che scrive: ho avuto così tanti onori che mai avrei immaginato. Bembo è contentissimo per lei, però la distanza lo uccide. Ferrara non è proprio uno stato in buoni rapporti con Venezia, e quindi Bembo, che è patrizio veneziano, può andarci molto raramente, magari di nascosto. E Maria scrive: torno tra un po', e però invece rimanda sempre. E lui si lamenta sempre di più, scrive lettere sempre più lunghe, piene di accuse di averlo abbandonato, e lei invece lettere sempre più brevi, cerca di rassicurarlo, ma le parole non trovano conferma nei fatti. E a un certo punto, a settembre del 1501, lui le scrive che la lascia libera, pur continuando ad amarla. E l'ultima lettera di Maria contiene un sonetto triste. E un'ultima, in fondo, un'ultima timida richiesta di Maria: una parolina di vostra mano. In seguito poi Bembo continua a scrivere al fratello: Maria l'hai vista? È tornata in Friuli? Ricordale di amarmi almeno un poco. E dopo cosa succede? Anche qua tiro avanti veloce. La figlia maggiore di Maria, Giulia, si sposa 4 mesi dopo, a 14 anni, e si sposa con un giovane strassordo. È così bella Giulia, ma così bella, che l'anno dopo va a Padova col marito e tutti gli studenti dell'Università di Padova si innamorano di lei. Così raccontano. E poi in seguito, prima ancora che compia 20 anni, le scrivono poemi, poesie struggenti. Diranno che la sua bellezza di Giulia non ha niente di umano. E tuttavia Maria non riuscirà a pagarle la dote. Quando morirà Tristano 4 anni dopo, e Maria erediterà parte delle terre di Tristano, le dovrà dare al genero per pagare la dote che ancora era da salvare. Poi la questione dei soldi tormenta Maria per anni. Già al tempo di Bembo a Venezia scriveva: sono così affannata che ancora un po' e ci lascio la vita. E poi qualche anno dopo scoppia la guerra, Girolamo non le gestisce più i beni, lei deve farli gestire al cameraro del comune di Udine, e alla fine suo figlio maschio finalmente diventa maggiorenne, compie 20 anni, 15 anni dopo, e così Maria può finalmente rilassarsi. Poi gliene capitano ancora di brutte, perché suo figlio appunto viene assalito a Udine dai quelli della fazione avversa, viene lasciato quasi morto, si riprende, poi 4 anni dopo muore nella guerra a Garlasco. E l'altra figlia Lucina, poi vi ha già accennato il professor Falcone, è quella a cui Luigi da Porto dedicherà Giuditta e Romeo. E qua ce ne sarebbe da parlare, ma andiamo avanti veloce per un'altra volta. Ne parlerò a Udine per la settimana della cultura friulana di Lucina. Il giorno non me lo ricordo, ma seguite la nostra pagina Facebook. E poi non sappiamo esattamente quando muore Maria, ma c'è un sonetto di Bembo che lui scrive quando muore Luigi da Porto, quello di Giuditta Romeo, nel maggio del 29. E vediamo un po', eccolo qua, il sonetto finisce con: al cielo, di tanti lumi sì poche ore adorno, nel quale lasciato in terra il suo bel velo, fa con l'eterno re colei soggiorno, onde la piaga che ancora amo il cielo. Cioè lui dice che ama ancora e nasconde la piaga di lei.
e Bembo, lo sappiamo, le lettere di Maria le ha conservate per tutta la vita. Quindi l'idea è che sia scritto di colei, adesso che il cielo si è tornato di tanti lumi, e un lume è d'aborto, un altro è Girolamo, il cognato di Maria, e un altro è Andrea Navagero, e allora tutti morti nello stesso periodo. L'idea è che anche lei è morta in questo periodo e quindi verso i 59 anni. Chiudo tornando sulla questione della lingua. Perché qualcuno ha detto, beh sì, ma Bembo, dai, ha rimaneggiato così tanto le sue lettere quando era vecchio che quella frase lì in cui dice comincia a scrivere la grammatica l'ha aggiunta dopo, è chiaro, perché voleva far credere che ha avuto l'idea prima di quel friulano, no, Fortunio, che ha scritto la grammatica 9 anni prima. Quindi Bembo l'ha aggiunto per poter dire ho avuto l'idea prima io. E adesso invece, grazie al ritrovamento delle lettere originali di Maria, non rimaneggiate, un secolo fa, abbiamo il punto in cui Maria parla di questa cosa qua. Lei è così innamorata che non si ricorda di preciso cosa gli ha chiesto a Bembo. Gli chiede di ricordarglielo 2 volte in 2 lettere. Nella prima dice: a quel che avete dato principio per mia richiesta non mi torna in mente qualcosa sia, ma sia quel che si voglia, rendovi grazie infinite. E nella seconda: vorrei sapere a che avete dato principio per me, che mi sarà grato, perché di tutto mi sono scordata, salvo che di voi. E quindi ditelo ai bambini che la grammatica italiana è nata da una storia d'amore. Grazie. Verso la conclusione di questo viaggio di amore, poesia e letteratura, una letteratura, quella delle epistole d'amore, che noi attribuiamo fortemente una valenza di natura intima e personale, ma che proprio per questi aspetti qui sono carichi di potenza linguistica, culturale e storica. Prima il professor Falcone parlava di hackeraggi e mi collego un attimino a questa tematica qui, appunto dicendo che noi non solo stiamo perdendo un patrimonio, ma stiamo perdendo anche la capacità di scrivere, perché siamo indotti sempre, costantemente, in maniera anche quasi un po' patologica, mi viene da dire, ad utilizzare degli strumenti come ChatGPT. Ecco. E lo dico io perché sono una 25enne e quindi, detto da me, da una giovane, nata con questi sistemi informatici, è forte, no? Ecco. Prego. 10 secondi per non dare spazio alla nostra Beatrice, l'artista. È una cosa molto importante, la sottolineo ancora di più, perché se una 25enne, 30enne scrive, oggi non resta assolutamente più traccia. Quindi noi rischiamo, aumento quello che ho detto durante il mio intervento all'inizio, che rischiamo di avere una storia solo, la storia della pubblica, quella della pubblica amministrazione, mentre quella veramente più interessante, che non è filtrata dalla pubblica amministrazione, dai funzionari, dai sindaci, dagli assessori, dai presidenti della Repubblica, dai servizi segreti, eccetera, 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 quella noi avremo solo la storia, quella ufficiale, come spesso ci è arrivata dalla lontana Roma. Per fortuna che poi troviamo, come abbiamo visto prima, dei frammenti che invece ci restituiscono la vera romanità dei beni regionali. E quindi anche qua oggi rischiamo di avere soltanto una parte della storia degli anni 2000, la parte della storia privata, proprio perché muoiono le persone si sposano. Oggi la globalizzazione porta le famiglie da una parte all'altra del nostro pianeta, e spesso le biblioteche personali, ma soprattutto le lettere personali, noi dove le ritroviamo? Ai mercatini d'antiquariato, che anche a Springbergo ci sono, come a Udine, come dappertutto. E quindi il patrimonio va smembrato, spesso disperso, oppure dopo
tenuto da singoli collezionisti, ma già il fatto che eventualmente i singoli collezionisti possano conservarle è già qualche cosa che abbiamo raggiunto. Ecco, scusate. E quindi volevo giusto dire che le epistole d'amore che cosa sono? Rappresentano l'evoluzione e la raffinatezza della lingua. E quindi che cosa rappresentano? Rappresentano la bellezza della cultura, della nostra cultura. Ringrazio nuovamente il professor Grasselli e il dottor Falcone per averci illuminato su queste tematiche e per averci commosso e anche fatto ridere questa sera. Ringrazio il pubblico per aver accettato l'invito, per aver gradito questa serata e vi lasciamo quindi sulle note del complimento per Alba da di Beatrice. Grazie e buona serata a tutti.